Una nuova festa alla casa di riposo San Francesco di Viale Roma a Novara. Una bella festa anche oggi qui alla casa di riposo San Francesco. Abbiamo festeggiato i compleanni del mese di ottobre. Ben 14 oggi le persone festeggiate, di cui una signora ben 97 anni, ancora felice di festeggiare insieme a noi. Passerei subito la parola qui al direttore che ha permesso di organizzare tutto questo in questa fantastica struttura. Un ringraziamento particolare per tutto quello che voi fate per animare la festa dei nostri anziani e anche perché loro celebrano l'anniversario. Io ho detto prima all'inizio della festa che erano tutti quanti maggiorenni e hanno applaudito con gioia. Anche oggi non sono mancati gli ospiti, abbiamo deciso di organizzare per questa festa uno spettacolo nuovo, il Cabaret Show, con i nostri volontari che come sempre ci danno un grande sostegno ad organizzare queste fantastiche feste, e ringrazierei anche gli operatori che ogni volta ci danno la possibilità comunque di avere gli ospiti pronti per tempo. Un dettaglio non indimenticabile, direi. Oggi sono tornato dove in effetti torno sempre, nella casa di riposo San Francesco, e sono stato accolto da Don Scirpoli. Subito abbiamo parlato delle nostre cose, poi qui c'è stato uno show bellissimo della Carmen, mi ci sono infilato dentro io con qualche barzelletta con un balletto, ma comunque come al solito sono indovinatissimi questi festeggiamenti per i compleanni di queste persone a cui tengono tanto, devo dire la verità, perché aspettano solo questi giorni per poter magari mangiare una fetta di torta che diversamente non potrebbero mangiarla, date magari le raccomandazioni dei dottori. Comunque è una cosa molto umana e molto bella, e io dopo tutto quello che mi è successo mi sono ritrovato qua, guarda, vado via come una sposa incinta nel 9° mese, naturalmente. E le iniziative proseguono per tutto l'anno? Sì, noi abbiamo organizzato tutta una serie di feste perché devono essere coinvolti gli anziani nella loro attività, nella loro vita, sentirsi ancora pieni di presenza, e tutto questo va bene perché ringiovanisce lo spirito. Manca un mesetto, ma stiamo già pensando a organizzare anche una bella festa per il Natale, una ricorrenza molto sentita qui alla casa di riposo San Francesco, come penso in tutte le case d'Italia.